Ma allora non abbiamo una percezione diretta, nel senso che non abbiamo statistiche che riguarda questi casi. Sicuramente diciamo, gli ultimi episodi pongono il problema dell'utilizzo di strumenti atti ad offendere in mano a giovani che chiaramente ne fanno un uso illegale. Quindi è un problema quasi culturale, sta diventando. Non direi culturale, nel senso che probabilmente la percezione che il comportamento sia un comportamento che non ha risvolti penali agevoli questo tipo di pratica. In realtà il portare un oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo è un reato. Quindi c'è una sorta di impunità da questo punto di vista, cioè i giovani che lo fanno magari sottovalutano anche le conseguenze di farlo. Sicuramente c'è una sottovalutazione di quello che è il comportamento che, come ripeto, può avere una rilevanza penale anche notevole. Ma da dove secondo lei prendono questa moda? È una questione di social, di canzoni, di trap? No, su questo non saprei dire qual è il motivo che li spinge. Ripeto, a quello che è il nostro modesto avviso, sicuramente c'è una percezione minore di quello che si può e quello che non si può fare. E questo